Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto, quest'oggi dedicata proprio alla proposta di conciliazione e di transazione presentata da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Abbiamo deciso di mostrarvi quello che è successo durante la conferenza stampa in cui sono state presentate queste due proposte ormai note. Per quanto riguarda Veneto Banca, il 15% del valore delle azioni al momento dell'acquisto, e per quanto riguarda Popolare di Vicenza 9 euro ad azione in cambio della disponibilità a rinunciare alle azioni legali nei confronti dei due istituti di credito. Sono quasi 170.000 le persone a cui è stata rivolta questa proposta, che prevede di conservare le proprie azioni. Il perché sia stata fatta è abbastanza chiaro: un tentativo di ottenere di nuovo la fiducia dei propri azionisti in un momento molto difficile per i due istituti, che si accingono a presentare un piano industriale che è soprattutto un piano di risanamento, ed il tentativo di mettere a profitto quel miliardo di euro che il Fondo Atlante ha deciso di investire nel futuro dei due istituti di credito. Nella prima parte quindi vedremo proprio uno stralcio ma molto chiaro di quello che è successo e della presentazione di questa proposta. Dopodiché avremo in studio l'amministratore delegato di Veneto Banca, Cristiano Carrus, a cui rivolgeremo tante delle domande che molti anche del pubblico probabilmente vorrebbero rivolgergli. Quindi vediamoci subito questa prima parte e poi torniamo in studio assieme. Benissimo che ci saranno, tutti vorrebbero rimborsi integrali e quant'altro, però questa invece io ritengo che sia da parte di Popolare di Vicenza, e parlo solo di Popolare di Vicenza, un'offerta molto generosa e molto impegnativa, tenendo come, ripeto, presenti i vincoli di capitale che ancora la banca ha e che avrà per molti anni a venire, un'altra cosa molto importante. Per questo vi ringrazio di essere venuti, mi auguro che nel futuro si riesca a trovare, a spiegare bene tutte le infinite problematiche che sono state dovute, che si sono affrontate nell'affrontare questo problema, e spero che appunto ci sia un'adesione molto importante, superiore all'80%, perché è un minimo quello da vedere. Quando ci siamo incontrati con molti di voi, meno di 2 mesi fa, era metà novembre, ad alcune vostre domande avevo risposto con un termine che poi qualcuno di voi ha pubblicato: work in progress, cioè stiamo lavorando, e avevo promesso che ci saremmo fatti vivi per darvi appunto conto del lavoro fatto, e oggi siamo proprio qui per questo, e siamo qui insieme, l'ha già detto il presidente Mion, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, perché è stata una precisa volontà dei due presidenti, di Gianni Mion e del sottoscritto. Volontà di mettere insieme, mettere a fattore comune, le competenze, anche le nostre personali, che sono molto diverse, ma in questa frangente direi molto utilmente complementari. Perché mettere insieme le competenze? Perché, oltre ad essere sorelle, abbiamo dei problemi che sono, se non uguali, molto simili, quindi non aveva senso affrontarli in maniera separata. E questo indipendentemente da quello che saranno le prospettive future delle due banche. Ma questo è stato molto positivo, perché le strutture hanno cominciato a lavorare insieme, hanno lavorato per un risultato. La distruzione fa parte del passato, un passato al quale noi intendiamo guardare soltanto per proseguire quell'azione di responsabilità che abbiamo cominciato il 16 di novembre e la Popolare di Vicenza qualche giorno dopo, nei confronti di chi è stata la causa. Ma noi quello che interessa è ricostruire, cioè noi siamo concentrati sul futuro e sulla ricostruzione che vogliamo lavorare. Ricostruzione per che cosa? Per quale obiettivo?
per tornare ad essere un motore di crescita economica. Lei è il primo partecipante alla conferenza. La preghiamo. Perché questa ricostruzione? Perché vogliamo tornare ad essere un motore di crescita economica, vogliamo restituire valore a tutti gli stakeholder, gli azionisti, le famiglie, gli imprenditori, le aziende, le pubbliche amministrazioni, le comunità e il territorio in cui operiamo, e ci crediamo veramente. La ricostruzione è fatta di due fasi: c'è un'opera di pulizia e un'opera di progettazione e realizzazione di un nuovo modello di banca. Questo è molto importante perché negli ultimi anni il modello di banca è cambiato in maniera assolutamente incredibile. È un mondo che è completamente cambiato. E quindi non si può più fare banca come in passato. Non aveva molto senso fare pulizia se non si aveva l'ambizione di costruire una banca nuova capace di creare valore. E questo comincia a fare una grande differenza. L'opera di pulizia è faticosa, ma è relativamente semplice da realizzare per chi l'abbia già fatto, per chi abbia già fatto lavori di questo genere. E devo dire che noi, la nostra squadra, ne ha una discreta esperienza. La fase di progettazione e di realizzazione è invece molto più complessa, ma è anche molto più stimolante. Non è facile, ma si può fare. Qualcuno l'ha fatto, anche recentemente, e noi abbiamo fiducia di poterlo fare anche noi. Il nostro consiglio ha lavorato per praticamente 4 mesi, il consiglio della Popolare di Vicenza poco di più. In pochi mesi hanno permesso a tutti che fossero raggiunti dei traguardi che, vi assicuro, nessuno sperava all'inizio sarebbero stati raggiunti. Anche la BCE ce l'ha riconosciuto. Hanno lavorato tutti molto sodo. Ora, per guardare al futuro, procedere nella costruzione di una nuova banca a beneficio di tutti, sottolineo, a beneficio di tutti gli stakeholders, e ora è necessario avere delle certezze. Non è pensabile di andare avanti dopo aver messo a garanzia tutto quello che abbiamo messo, garanzia della serietà dell'impegno. La proposta che facciamo agli azionisti è un atto molto concreto, realizzato con il massimo sforzo possibile, con grande impegno da parte dell'azionista e di tutti noi. È chiaro che il passato non si può cancellare, non si può modificare, ma è assolutamente necessario che vengano sciolti i vincoli del passato, che impedirebbero di procedere e ricostruire quel rapporto fiduciario senza il quale la banca non può operare. Semplicemente non può operare. Per questo adesso noi chiediamo, dopo aver dato prova del nostro impegno, che anche gli altri stakeholder partecipino, non soltanto gli azionisti, che chiaramente sono stati quelli che hanno più sofferto del passato, ma lo chiediamo a tutti gli stakeholder, a tutti quelli che ho citato prima, perché questa iniziativa, questo progetto, questa sfida è una sfida che riguarda questo territorio e quindi è giusto che il territorio partecipi. È stato ricordato dai due presidenti che i consigli di amministrazione sono stati rinnovati di recente e quindi oggi la responsabilità della gestione è in capo a persone che nulla hanno a che vedere con il passato di queste banche. I due consigli di amministrazione in tempi diversi ma vicini tra di loro hanno deciso di avviare delle azioni di responsabilità nei confronti di coloro che si presuppone siano responsabili diciamo dei problemi che oggi le banche si trovano a dover gestire. Le offerte transattive sono state costruite con diciamo due obiettivi, volendo perseguire due obiettivi. Il primo è quello di ridurre in modo significativo il rischio legale in capo alle due banche come passo fondamentale
per quel percorso di rilancio di cui abbiamo parlato fino adesso, un percorso di rilancio che avrà necessità di nuovi capitali, e i nuovi capitali non possono essere reperiti se non riusciamo a dare una risposta di certezza a questo rischio che ho appena sottolineato. E il secondo obiettivo è quello di essere un primo passo importante, significativo, sul quale le due banche mettono sul tavolo cifre mai messe fino ad oggi in situazioni di questo tipo. Ricordo che questa è la prima transazione che attiene investimenti in azioni. Nel passato c'è stato qualche caso che per dimensione non può essere neanche equiparabile a quello di cui stiamo parlando oggi, transazioni che hanno avuto per oggetto obbligazioni, quindi strumenti con dei profili di rischio completamente diversi. Ebbene, l'unicità dell'operazione che stiamo discutendo, le due operazioni che stiamo discutendo oggi, è data una dalla dimensione del capitale allocato in queste due operazioni, due il fatto che ci rivolgiamo a dei interlocutori, delle persone che detengono investimenti in capitale di rischio, quindi in azioni. Come dicevo, per capire bene la natura e la portata di queste due offerte transattive bisogna contestualizzarle. Contestualizzarle vuol dire anche avere la consapevolezza che non sono le uniche proposte che le banche stanno facendo per venire incontro a quelle che sono le esigenze della propria clientela clientela azionista. Come vedremo nel corso della presentazione, a fianco di queste offerte massive, offerte rivolte alla maggior parte dei soci e degli azionisti, vedrete che ci saranno anche iniziative volte a affrontare il tema a tutti voi noto del non rispetto, in alcuni casi, dell'ordine cronologico nelle operazioni di compravendita. Un altro esempio di iniziative nei confronti delle quali le banche stanno lavorando e nei confronti di quegli azionisti che hanno comprato azioni nell'ambito di operazioni di finanziamento. Questa è una seconda fattispecie laterale rispetto a quello di cui stiamo discutendo oggi e come vi diremo poi nel corso delle presentazioni c'è l'assoluto impegno da parte delle due banche di affrontare con delle iniziative ad hoc che auspichiamo possano essere concordate con le associazioni dei consumatori anche quegli azionisti che oggi si trovano in condizioni di particolare disagio economico-finanziario. Quindi oggi discutiamo dell'operazione che per dimensioni è certamente quella più rilevante, ma vorrei che non sfuggisse il fatto che non è l'unico fronte su cui le due banche stanno lavorando. Parliamo di una proposta che viene accompagnata anche da un'offerta commerciale dedicata agli azionisti che aderiranno alla proposta e che consentirà fin da subito di beneficiare di avere un ulteriore beneficio di natura economica. La risposta degli azionisti sarà fondamentale per costruire questo nuovo percorso, ma ci tengo a sottolineare che la cosa di cui abbiamo maggiormente bisogno oggi è la certezza che le energie e le risorse messe in campo non vengono ancora vanificate dalle influenze del passato. Quindi abbiamo bisogno evidentemente di concludere con gli azionisti delle due banche un patto che a fronte giusto appunto di un importante impegno dal punto di vista finanziario delle due banche consenta alle due banche di ripartire guardando il futuro e guardando il passato solo e esclusivamente, ma in modo significativo, nel assicurare che le responsabilità di tutto quello che è successo verranno accertate e coloro che
avranno queste responsabilità dovranno evidentemente pagare in funzione di quello che è il danno che è stato causato alle due banche direttamente e indirettamente ai propri soci. Comincerei subito a mostrare la proposta transattiva di Veneto Banca. Si tratta di un'offerta di transazione con un indennizzo forfettario onnicomprensivo del 15% della perdita tecnica sofferta in conseguenza di acquisti di azioni Veneto Banca al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti nei dossier titoli. Ovviamente le azioni, come tutti gli altri strumenti finanziari, si muovono, e anche queste si muovono anche ovviamente attraverso dei prezzi diversi degli acquisti e delle vendite. Si utilizza, parlo davanti a una platea di tecnici, il metodo LIFO, quindi last in first out, e si utilizzano i movimenti degli ultimi 10 anni, quindi dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2016. Può sembrare strano il discorso del 31 dicembre 2016, in realtà movimenti di scambio di azioni ce ne sono stati inter vivos, quindi ci sono stati dei passaggi che hanno movimentato i dossier titoli, quindi non sono passati fisicamente su un mercato, ma sono transitati, e quindi questi movimenti vengono ovviamente segnalati dalle procedure. È un atto transattivo attraverso il quale l'azionista firma un atto dove si impegna a non agire contro la banca per i termini inerenti al proprio investimento in azioni Veneto Banca, rimanendo in pieno possesso delle azioni. Questo non significa che tutti rinunciano, lo hanno detto il Presidente Mion, il Presidente Lanza e il Dottor Viola, voglio sottolinearlo anch'io, non c'è una rinuncia a qualsiasi azione di responsabilità, quella è stata già stabilita dalle assemblee e votata dalle assemblee, quindi il socio rinuncia in proprio ma dà il mandato pieno alla banca di agire per conto di se stesso, e ovviamente quando ci sono ovviamente tutte le attività dei nuclei familiari, ma insomma le azioni sono di possesso della persona fisica, e quindi così sarà. L'offerta, lo ha detto anche pochi minuti fa Fabrizio Viola, dovrà superare una soglia di adesione fissata nell'80% delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta, e se questo obiettivo non venisse raggiunto la banca si riserverà di valutare se procedere o meno all'iniziativa. Quindi l'auspicio è che si superi, e si superi abbondantemente l'80%. L'esito dell'offerta sarà comunicato entro il 30 aprile del 2017, quindi entro 3 mesi circa e mezzo da oggi, e in caso di esito positivo il pagamento del riconoscimento economico avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, quindi immediatezza del pagamento subito a valle della conclusione dell'offerta pubblica transattiva. L'importo non è soggetto a tassazione, questo è importante perché abbiamo anche negli ultimi giorni visto sui giornali che c'era una domanda relativa all'eventuale tassabilità o tassazione che possa colpire il rimborso. Il rimborso non è colpibile. Poi c'è una proposta commerciale integrativa alla quale annettiamo come strutture commerciali e di direzione un'importanza direi molto molto grande, che poi dettaglierò. A chi aderirà all'offerta sarà riservata, quindi è per questi soci, una proposta commerciale integrativa che abbiamo denominato Linea per te, che offrirà condizioni di particolare favore su una serie di servizi e prodotti bancari. Come si aderisce? L'offerta è personale, quindi dovrà avvenire personalmente presso la propria filiale di riferimento o la filiale prescelta, perché riguarda anche dei non correntisti, poi lo vedrete, coloro che hanno comprato i titoli presso Veneto Banca e non sono più depositanti presso Veneto Banca. Questi ne avranno diritto. In fase di proposta all'azionista verranno consegnati il regolamento, l'informativa sulla proposta commerciale,
la proposta di accordo transattivo comprensivo dello schema compensativo personalizzato. Schema compensativo personalizzato perché vedremo che il prezzo è appunto il 15% del valore derivante dall'IFO sul deposito titoli di ogni singolo cliente, quindi sono storie singole, non sono storie di ognuno può aver comprato i titoli 10 anni fa, 8 anni fa, 6 anni fa, averne venduto o non averne venduto, e quindi alla fine avrà un valore all'interno del dossier titoli sul quale verrà rimborsato il 15%. Ha detto bene prima Fabrizio, sottolineando che questa è lo stream, la parte principale dell'offerta, ma c'è qualcos'altro all'interno dell'offerta che ha un qualche cosa di valore particolare, ed è quella che riserviamo agli azionisti che versano in condizioni disagiate. Qui non si fanno percentuali, lo dico in maniera molto chiara, si valuta caso per caso, si valutano le condizioni di disagio del cliente e si decide caso per caso quali siano in questo caso le azioni, ma è riferito all'attività che dobbiamo fare di rimborso o di ristoro attraverso questi clienti. Quindi affronteremo attraverso un protocollo d'intesa, se possibile auspicheremmo molto di farlo con le associazioni dei consumatori, ma altrettanto teniamo moltissimo a questi soci disagiati. Resta inteso che fin quando non sia stata sottoscritta e ricevuta dalla banca l'accettazione di ciascun destinatario della proposta di accordo, tanto il destinatario della proposta quanto la banca sono liberi di gestire le proprie posizioni e disporre delle pretese dei propri diritti relativamente alle materie oggetto della proposta medesima, nonché di esercitarli in ogni competente sede. Andiamo a evidenziare ancora meglio a chi si rivolge la proposta. Quindi circa 75.000 soci aventi i seguenti requisiti: che siano in possesso di azioni di Veneto Banca il 31 dicembre 2016, quindi a 9 giorni fa, che siano persone fisiche, ivi compresi i dipendenti e gli ex dipendenti delle società del gruppo Veneto Banca, le ditte individuali, le società di persone, cito le società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice, gli enti no profit, quindi le onlus, fondazioni, le associazioni e gli enti religiosi, le curatele fallimentari, gli azionisti che hanno acquistato azioni per effetto di successione mortis causa da un decuius che avesse acquistato o sottoscritto azioni Veneto Banca nel periodo di riferimento, quindi dal gennaio 2007 al 31 dicembre 2016. Gli azionisti che sempre nel periodo di riferimento abbiano acquisito azioni avvalendosi dell'intermediazione delle banche del gruppo, quindi compravendute, comprate soprattutto ovviamente in Veneto Banca, in BIM e in Banca Apulia, pur detenendo un rapporto di deposito titoli presso altro istituto, quindi quelli che oggi non sono depositanti presso il gruppo. Chi non potrà aderire a questa offerta? Quelli che non sono azionisti al 31 dicembre del 2016, le società di capitali e gli investitori istituzionali o professionali, gli azionisti che abbiano già promosso nei confronti della banca o di altre banche del gruppo giudizi civili, azionisti coinvolti in episodi di cosiddetto capitale finanziato. Quelle, ha detto prima correttamente Viola, vengono trattate non all'interno di questa struttura. Azionisti in possesso di azioni per effetto di donazioni, di successioni mortis causa, ove il decuius abbia acquistato le azioni fuori dal decennio, quindi fuori dal periodo di riferimento. Azionisti che abbiano acquistato azioni avvalendosi esclusivamente dell'intermediazione di altre banche, non del gruppo Veneto Banca, quindi non depositanti, ma che non hanno nemmeno comprato le azioni nel decennio in qualsiasi dei nostri sportelli. Soggetti che hanno ricoperto o ricoprono ruoli rilevanti nel gruppo, quindi vi rimando al precedente quando ho detto ivi compresi i dipendenti e gli ex dipendenti, al netto di coloro che abbiano ricoperto o ricoprano ruoli rilevanti nel gruppo. Azionisti che abbiano acquisito azioni per effetto di adesione all'aumento di capitale 2016, quindi ovviamente l'ultimo aumento di capitale, quello di Atlante, tanto per citarlo. Purtroppo in questo caso
situazioni erano diverse tra le due banche e questo non ci ha consentito di avere lo stesso approccio alla quantificazione del riconoscimento economico. Allineato è invece il periodo, è stato assunto come periodo gli ultimi 10 anni che si concludono il 31 dicembre 2016, dove sono stati presi in considerazione gli acquisti o le sottoscrizioni di azioni al netto delle vendite intervenute nel medesimo periodo. In questo caso indipendentemente dall'anno di riacquisto e il numero di azioni possedute. È chiaro che questi 9 euro hanno una contropartita, la contropartita è quella dell'espressione da parte dell'azionista della volontà di aderire alla firma di questo accordo transattivo nel quale si impegna a non agire contro la banca o società del gruppo Popolare Vicenza per temi inerenti il proprio investimento in azioni Popolare Vicenza. Come vedremo dopo, quindi c'è una rinuncia a un'azione legale, ma nel contempo c'è il mantenimento, e questo è importante sottolinearlo, delle azioni di proprietà, quindi non è un'offerta pubblica di acquisto, ma è semplicemente un'offerta pubblica di transazione. In altre parole, i soci azionisti continueranno a detenere il numero di azioni che hanno e che questo possa costituire, è l'auspicio di tutti, il presupposto per poter beneficiare in futuro del rilancio della banca e possibilmente della creazione di valore. Questo rilancio determinerà anche in termini di valore dell'azione. Per quanto riguarda gli azionisti destinatari dell'offerta, chi sono questi 94.000 azionisti? Sono innanzitutto persone fisiche, inclusi dipendenti e ex dipendenti della banca, salvo talune esclusioni disciplinate dalla normativa interna e evidentemente quelle esclusioni che sono non solo basate su questioni legali ma anche di opportunità. Mi riferisco ad esempio a coloro che sono oggetto di azione di responsabilità, ovviamente. Non aggiungo altro perché da questo punto di vista la struttura del calendario è speculare per le due banche. Un vostro collega prima dell'inizio di questa conferenza stampa mi chiedeva informazioni sul nuovo piano industriale a supporto del progetto di fusione. Ebbene, quello che voglio anticiparvi ancora prima della seduta di domande che certamente arriveranno è che queste operazioni costituiscono uno dei più importanti pilastri di questo piano, tanto in quanto sarà un piano che poggerà su un rafforzamento del capitale e a un contestuale miglioramento, significativo miglioramento della qualità dell'attivo, non può non poggiare su una linea di rigorosa gestione dei rischi. Ebbene, l'abbiamo ripetuto più volte, ma lo ripeto in conclusione, questa operazione va nella direzione di assicurare una rigorosa gestione dei rischi, in questo caso rischi legali, che devono essere necessariamente ridimensionati per consentire alle due banche, oggi singole, domani insieme, di poter avviare questo percorso di rilancio su basi solide, su basi dove il livello di incertezza sia il più contenuto possibile.